Salve a tutti, in questo video vi racconterò una storia in cui si pensava di sapere tutto, ma era uno sbaglio. Negli anni '80 un ingegnere statunitense di nome George de Mastral stava tornando da una passeggiata nei boschi con il suo cane. Tornato a casa notò che i vestiti e il pelo del cane erano pieni di piccole spine attaccate. Invece di arrabbiarsi o strappare tutto, decise di studiarle al microscopio. Scoprì che erano incredibilmente dotate di piccoli uncini che si agganciavano ai tessuti. Da quell'osservazione apparentemente banale nacque il velcro. Il bello della storia, tutti pensavano che fosse una follia pensare che quei bastoncini potessero diventare un'invenzione pratica. E invece quello che sembrava solo fastidioso e banale ha cambiato il modo in cui chiudiamo scarpe, giacche e persino tute spaziali.